Oggi con la riforma Cartabia, se tu subisci un furto con destrezza, devi esporgere la querela. Vorremmo che questi episodi ritornassero ad essere perseguiti d'ufficio, quindi è lo Stato, è la polizia che deve intervenire e lo deve fare indipendentemente dall'atto formale della vittima. Quello che ai meno esperti in giurisprudenza potrà apparire come un dettaglio tecnico è in realtà, secondo la proposta di legge della Lega, la chiave di volta in grado di stroncare la piaga del borseggio. I sottosegretari alla giustizia Andrea Ostellari e all'interno Nicola Molteni intendono superare ciò che nella riforma del sistema giudiziario che prende il nome dell'ex ministra Marta Cartabia si è rivelato un punto debole, l'obbligo della denuncia. E non solo quello. Un altro problema che c'era stato con la Cartabia era che bisognava essere presenti fisicamente al processo e molti turisti sono stranieri, chiaramente non ci possono essere. Questo non sarà più ovviamente necessario e il procedimento che inizia quindi con l'atto formale delle forze dell'ordine proseguirà anche dopo. Già nel decreto giustizia era contenuto un primo provvedimento che si inquadra anche nella lotta al borseggio. Viene concesso al magistrato la possibilità di poter applicare nei confronti delle donne incinte con prole da 1 a 3 anni che commettono reati, tendenzialmente reati diciamo così, contro il patrimonio, la possibilità di poter essere sanzionate, quindi di evitare l'impunità di essere sanzionate negli ICAM che sono gli istituti a custodia attenuata. La possibilità di azione d'ufficio nel furto con destrezza senza obbligo di denuncia del derubato si inquadra in un nuovo pacchetto di proposte come la possibilità di uno sgombero lampo in caso di occupazione abusiva di immobile e la tutela processuale alle forze di polizia che potrebbero convergere in un decreto sicurezza bis. Come mai avete scelto proprio Venezia per questo annuncio? Abbiamo deciso in questa sede di presentare questa proposta di legge che rappresenta una rivoluzione anche da un punto di vista giuridico. Tutelare l'immagine anche di queste città significa garantire l'attrattività e potenziare il turismo nelle città d'arte. Significativamente, l'annuncio viene dato a Piazzale Roma, una delle mete preferite dei borseggiatori che colpiscono a Venezia. Accanto ad Alberto Stefani, Nicola Molteni e Andrea Ostellari, una folta rappresentanza di esponenti locali del partito, tra cui Monica Poli, la celebre lady pickpocket che smaschera e mette in fuga i borseggiatori. Stamattina ce li hanno segnalati i primi al pontile del Tronchetto. Erano i primi al pontile del Tronchetto. Questi hanno fatto Tronchetto, Arsenale e Murano. E il problema ce l'abbiamo anche alla fermata dell'ospedale, perché si sono messi anche lì proprio per borseggiare gli anziani.